CGIL, CISL, UIL e associazioni di categoria, Coldiretti, CIA, Confagricoltura. Questi sono il cancro di questo paese. Secca e molto chiara la risposta da parte di Mariano Ferro, leader nazionale dei Forconi, il gruppo nato al sud, una delle sigle che compongono il movimento 9 dicembre. In visita al presidio di Soave, dove racconta a tutti il perché della sua lotta iniziata anni fa, risponde a distanza, senza esitazione né sorpresa, alle dichiarazioni della CGIL che dalla manifestazione regionale di Venezia lancia l'accusa verso il popolo dei presidi. Quella demagogia che stiamo vedendo in queste ore attraverso i movimenti di Forconi di quelli che fino ad oggi non hanno pagato le tasse. Loro invece hanno purtroppo la trattenuta sindacale che li fa vivere. Che mestiere fanno? Hanno precarizzato il mondo del lavoro, sono andati a braccetto col potere e la situazione italiana è questa. Perché sono le tasse soffocanti a rendere invivibile questo paese, dice la gente ai presidi. È lo Stato stesso a opprimere i risparmi e impedire gli investimenti. È l'accusa che viene rivolta al sindacato, quella di immobilismo se non di connivenza con chi ha portato a questa situazione. Se i sindacati avessero difeso queste persone dal primo momento, quindi io parlo da 30 anni a questa parte, non ci sarebbero queste manifestazioni di piazza. Un'accusa, quella di evadere le tasse, che artigiani, imprenditori, ma ormai anche molti operai e impiegati non sentono più come tale. Oggi ci dicono che ci incolpano e siamo evasori. Possiamo fargli evasori, ma siamo evasori per necessità. Purtroppo non possiamo più comprare nemmeno quello che serve per sostenerci, per vivere. Non posso pagare le tasse. Andrete a Roma? C'è stato deciso qualcosa per una manifestazione nazionale? Mettiamo queste tende così, le mettiamo pure a Roma. Cominciamo a fissarci un presidio a Roma, lo faremo forse al Piazza del Popolo e lo faremo alle 3 di pomeriggio di mercoledì.